Siamo pronti? Non abbiamo nessuna notizia certa circa l'origine della tarantella, ma sappiamo che è una danza diffusa in tutto il Mediterraneo e soprattutto nel Sud Italia con diverse funzioni. Sicuramente la tarantella, nonostante gli anni che hanno portato l'avvento di nuove musiche, ha comunque mantenuto il suo potere. Sicuramente la tarantella è un'esplosione di passione che affonda le sue radici nel folklore del Sud Italia e che ha radici antichissime. Perché la tarantella? La tarantella perché è una danza magica, una danza che ha origini terapeutiche tutto sommato e che si è diffusa in tutto il Mezzogiorno d'Italia. La tarantella lucana è molto più antica, è basata molto sui tamburi, è una tarantella in genere veloce e molto potente, molto coinvolgente. Se penso alla tarantella penso al rito, penso al femminile, penso all'ancestralità, alla danza e sicuramente se dico Napoli dico tarantella. La nostra è una tradizione ultracentenaria nata nei campi di lavoro. Ai canti eseguiti dalle lavandaie, dalle contadine, questi canti storici venivano appunto accompagnati da botti, tini e facci. Il saltarello rispetto alle altre tarantelle fa sempre parte della famiglia delle tarantelle, chiaramente ha una differenza solo e puramente geografica. L'esperienza è di mia madre, perché lei ballava la tarantella, si riunivano con le amiche quando erano ragazze e ballavano. Sono cresciuta con la tarantella, dal mio trisaolo fino a zii e cugini, siamo tutti cresciuti con la tarantella, direi sì, che è famiglia. La ballerella è sicuramente un ballo tipico tradizionale che racconta un po' la storia dei nostri avi e che noi giovani abbiamo il diritto di portare avanti, ovviamente. Per me la pizzica rappresenta sempre un momento molto bello quando lo vivo a modo mio. Che cosa significa? Quando si fa una festa tra amici intorno ad una tavola in cui tutti siamo allo stesso livello, quello per me è la pizzica pizzica. La tarantella, che era diventata negli anni 70 un qualcosa che aveva a che fare solo con i gruppi folcloristici, oggi è un ballo che migliaia di persone ballano in tutte le piazze.